Non è che debba sorprendere, insomma, deve essere nella natura delle cose che il conservatorio si apre, però è importante, insomma, che ci sia questa disponibilità, soprattutto questa, come dire, testardaggine tutta nostra a vincere anche le diffidenze e le reazioni inizialmente poco positive del Ministero ad accettare una proposta di questo tipo, che ha un qualcosa di rivoluzionario, indubbiamente, se lo collochiamo nell'ambito della didattica tradizionale del conservatorio. Le laureate quindi entrano nel conservatorio, va detto che anche l'informatica, le nuove tecnologie si mettono al servizio di questo strumento. Una dimostrazione pratica ce l'ha data Francesco Capuzzi, che ha messo mano, come sapete, a un congegno del tutto particolare, le Electronetas. Io anni fa avevo avuto la fortuna di seguire la conferenza nella quale era stato presentato questo strumento, che credo avesse una sua efficacia anche e soprattutto sul piano strettamente didattico. Noi adesso ci facciamo spiegare intanto da Francesco Capuzzi che evoluzione ha avuto, che riscontri ha avuto nel corso degli anni questa sua invenzione. Gli cediamo senz'altro la parola, credo che poi si avvarrà anche della collaborazione per il suo intervento di Gianluca Piras. Prego Francesco. Grazie. Buonasera a tutti, va condicio a posizione di sardo e uru, tanti poi i slide funti in italiano, quindi chi con voi da paesi vuole seguire le slide. Poi Gianluca pensa che a suonare in sardo e in italiano sono più cose, alla suonare scegli, e quindi se sai dunque is elettronetas è uno strumento elettronico, quindi non c'è una cavizzina che suona e un microfono come ti vuol dire se chitarra acustica o se chitarra elettrica, ma è totalmente elettronico. La prima cosa che mi pregunto è come mai ti viene a conca questa idea di fare le elettronetas, cioè la elettronica elettronica. L'idea di attenta già su canali sonori effimerici. Aici sono scritti Benson nel primo libro. Fesomeris aveva provato a creare le launette elettriche, scrive Aici. E quindi non riga mi centravo questa questione. L'altra fino al suo periodo di Evia, che ha fatto una musa elettrica, elettronica, come tu lesi. E quindi devo per costruire l'elettronica. E Fesomeris e Evia, non sa, mi pongo di lavoro e via usettando i bessi. Poi a parte questa ricerca, questa scienza, abbiamo bisogno di tutto, di avere uno strumento, uno suono, precisamente, per suonare in domo, per sperimentare concerti, per suonare, ti danno 5 minuti, poi 5 minuti tranquillo. I suonatori tradizionali penso il fine esatto tu scintica e la media de canna vuole suonare bene, vuole accordare, vuole attendere bene, noi sti funti a tipo un figlio, a sto che appunto prendi. E quindi possa via moderna, possa mia precisamente, mi serve anche una cosa all'estera. E quindi ci ho lavorato non un mese, un anno, ma vari anni in domo mia e ne pensi a un certo punto uno sono praticamente non fi preso un prototipo ma uno strumento fatto nel 2007, 10 anni fa qualcuno magari si ricorda la piano Maras che da suonare qualcuno concerto e comunque fino a un luogo differente del suo storia. Con suo tempo ci ha potuto ballare un vago, ha fatto una versione più leggeretta, batteria, sono un vago meno e se sono arrivato a questa situazione giusto per comprendere un vago come ti ha fatto c'è una scatoletta che è su coro elettronico che è un sintetizzatore per imparare su quello giusto che produce il suo suono in base a un algoritmo ai parametri che funti in cali
quali punti può suonare, in quale tonalità, quali un concerto può fare, eccetera. E quindi su suonatori, i tavali piegare in mano su controller, che si assimila a Islameda, ma può avere un minimo estetico da fatto di alluminio, ma da fatto fino a ganna. È scelta una questione estetica, funzionalmente cambia pago. Piegare in mano, a lui su scatoletta, sciovere su concerto su punto e suonare. E noi tendiamo a tanti questi. Penso non vado a finire a Susono, però noi scetti su Susono e Gianluca, no, pare una brulla, ma chi Susanarori, chi è Susanarori Leonedas assimilate a Leonedas, chi uno non è suonatori, gli bessi aprirlo subito su suono elettronico e non è sempre cosa, cioè non basterà questo va fare Leonedas, c'ho i manus. Poi in basso, cioè, o non li portare, c'è il tempo, su Saveraliera, poi ti serve, un po' che strumenti si sono enti, Gianluca, poi cambiare di punto, cioè passare da uno punto in là a uno in do, i sonori sono lo fai, te non fai, però su sonori di fisarmonica non è quello di cambiare le tonalità, sempre cosa chi è se vuoi fare un corso, poi il taso vuoi fare, poni assistenziale quando guarda queste tradizioni, apponi una scala minore, oppure a sperimentare accordature antiche, crai con crai, cioè tasto per tasto, diciamo così. Questa cosa a fuego pare una cosa normale, cambio, faccio una scala minore, poi se il risultato è questo. Adesso per i le pochette lasciai fare questo volume messo lungo, poi non sanno rigare quindi e quindi il porta in mano Gianluca praticamente cosa importante punti su picco può suai uno va un po' modulare su zona può accostare ai Leonedas e poi con i virus d'ogni lido si appoggiava in una specie di una buncia, non pare come una buncia, un po' sensore, un po' biris sul dito e si appoggiava oppure no. I Leonedas de Ganna permettete una cosa che gusta non potete fare, che è saper a metà in una grai, fai slide oppure passai stamattina a pipì, i sonori sono riusciti benissimo. C'è da fare un giochetto con subito e noi non fai, però questa tecnologia che tengo a disposizione ancora non mi lo permette, cioè ce la voglio
una ricerca abbastanza approfondita con questa cosa. Poi appunto, poi questo è poi si interfaccia può imparare un po' tecnico tra i suonatori e su computer. A Sabine è un computer dove è uno software installato, c'è un menu può modificare i parametri e non devono un po' di fare io avrai su connotto e suonai impostai uno suono tradizionale, un concetto tradizionale oppure un resti poi modificare un vago e fai scala minori, accordi in maniera differenti eccetera e altre cose e poi devo dare in proso già chi non costa nulla lo fai, c'è questa possibilità di passare istantaneamente di repente da un'impostazione a un'altra insomma si sono le strumenti magari già per esempio un altro voglio ringraziare questa associazione con Edes per avermi invitato, sul suonatori Gianluca mi rimane giurato in questa presentazione e Giacomo e voi altri per avermi supportato 10 minuti.